Sì. Allora, rieccoci qui, riprendiamo un po' il discorso, abbiamo visto le categorie, si scopriranno poi che ci sono delle categorie effettivamente che sono escluse. Ai noi, questo è un dato di fatto. Un attimo che leggo il messaggio perché intanto sono anche arrivati, me l'avevano già pronunciato. Se la domanda, come mi pare di aver capito, va presentata entro il 15 luglio, bravo, sì. Come si fa a prepararla? Il commercialista non ne sa niente, al CAF tutto incerto. Cosa devo far fare a mia mamma per non perdere questa opportunità? Grazie della risposta, Mirko da Mestre. Bene, Mirko deve andare all'Inca di Mestre e lì ci sono le colleghe e i colleghi che appunto... Quindi non il CAF, l'Inca? No, l'Inca, il patronato sindacale, perché spesso si equivoca il CAF sta per Centro di Assistenza Fiscale. Per quello che non sanno. Esatto, loro non sanno perché fanno altro, fanno appunto assistenza fiscale. Il patronato si occupa di previdenza, di pensioni, perciò è materia di patronato questo. Deve fare una domanda. Una domanda, infatti le domande appunto dicevamo prima, il termine della presentazione delle domande è il 15 luglio. Queste domande che noi presentiamo entro il 15 luglio sono domande che vanno trasmesse all'INPS attraverso una modalità telematica. E quindi lo fa proprio l'Inca? Le fa l'Inca, esattamente. E questa prima istanza che va presentata all'INPS è un'istanza di richiesta di riconoscimento dell'accertamento al diritto. Attenzione, che non è di la verificare domanda. Se si hanno i requisiti. Esatto, e soprattutto perché l'INPS avrà poi dei tempi stretti, perché nel decreto anche attuativo è stato previsto che appunto l'ultimo giorno sarà il 15 luglio per la presentazione delle richieste, poi l'INPS dovrà elaborare tutte le richieste che saranno appunto pervenute entro quella data a livello nazionale, creare le graduatorie rispetto alla condizione dell'età anagrafica, rispetto all'anzianità contributiva, rispetto anche alla data di presentazione della domanda, perché anche quella può fare la differenza, e poi entro il 15 ottobre, lo prevede la legge questo, dovranno comunicare ai lavoratori attraverso una comunicazione scritta, una lettera, se potranno presentare la vera e propria domanda, perché questa è una richiesta di accertamento della condizione di diritto, ma non è la domanda vera e propria di APE sociale, assolutamente no, la cosa è molto complessa. Solo successivamente al ricevimento dell'accoglimento da parte dell'INPS della condizione di lavoratore che può aver diritto all'APE sociale oppure di lavoratore che ha le caratteristiche del lavoratore precoce, solo in quel momento la persona potrà inoltrare all'istituto, sempre attraverso il patronato Inca, la domanda di APE sociale e di lavoro, di pensione anticipata in quanto lavoratore precoce. Allora però il lavoratore che ha fatto questa prima procedura, che però entro il 15 luglio, come deve fare, lo viene a sapere di questa che è stata approvata? Allora il decreto parla che l'INPS dovrà entro il 15 luglio che l'INPS dovrà entro il 15 ottobre dovrà trasmettere agli interessati comunicazione scritta direttamente agli interessati, comunicazione scritta sul diritto o meno all'APE sociale o al riconoscimento di lavoratore precoce. Immaginiamo insomma che i tempi vengano rispettati, ci auguriamo insomma che i tempi vengano rispettati, anche perché se non dovessimo rispettare i tempi diventa effettivamente un problema per il 2017, perché ormai l'anno se ne va verso la fine e corriamo il rischio che poi insomma queste risorse poi non vengano destinate correttamente come appunto si doveva fare, insomma, perché poi lo diceva bene Daniela all'inizio. Stiamo parlando di una legge che è entrata in vigore con la legge di bilancio a dicembre del 2016 e che il governo avrebbe dovuto emanare i decreti attuativi dopo 60 giorni dall'entrata in vigore, e perciò entro febbraio doveva esserci il decreto. Cioè siamo già un po' in ritardo. Siamo molto in ritardo perché siamo arrivati con i decreti a giugno. Sono stati. Esatto, nel senso che i tempi sono strettissimi per infatti, questo. Perciò corriamo veramente il rischio di avvicinarci molto alla fine del 2017 e poi di fatto quest'anno è un anno che
non e quindi dopo deve essere rimessa in legge di stabilità, legge di bilancio finanziaria, come dire, allora l'APE sociale è, innanzitutto è importante dire che è una forma sperimentale, già nella legge di bilancio del 2017 la previsione di spesa riguardava il 2017 e il 2018 e si conclude la sperimentazione con il 31 dicembre del 2018 per l'APE sociale, mentre per i lavoratori precoci è strutturale e non dobbiamo attendere dei rifinanziamenti, per capirci, ecco. Ok, se le persone non riescono a farlo in tempo entro 15 luglio, attenzione, 15 luglio ripetiamo, cosa succede? C'è un ulteriore termine? Sì, c'è un ulteriore termine di fatto, perché i decreti prevedono la possibilità anche oltre tale data del 15 luglio di presentare la domanda di riconoscimento all'accesso appunto all'APE sociali precoci, purché venga fatta entro il mese di ottobre, scusate, perché lì laddove le domande pervenute all'istituto non siano inferiori rispetto alle risorse poste diciamo a disposizione, c'è come un ripescaggio di quelle domande presentate oltre il termine del 15 luglio per andare a... Difficilmente si realizza questa condizione. Abbiamo visto i numeri, esatto. Visto i numeri. C'era quelli che erano pronti a scattare, ce l'avevano già pronta la domanda. Appunto tenete presente che la lungaggine, cioè il fatto di avere posticipato l'entrata in vigore e la pubblicazione del decreto ha generato molta aspettativa, quindi molti erano già passati presso le strutture, molti si erano già allertati, perché l'importante è passare dal patronato, passare dagli enti, dagli organismi come l'INCA, per far vedere la propria posizione, no? Quindi... Io chiedo una cosa proprio per precisare, perché so che purtroppo c'è una grande categoria che rientra in questa fascia, dei disoccupati, e quindi specificare bene i disoccupati che cosa devono fare, oppure licenziamento per giusta causa, perché ci sono tante situazioni. Anche qui i disoccupati, poi stiamo parlando di disoccupati a seguito di licenziamento appunto o a seguito di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, purtroppo non sono contemplati nella norma i lavoratori che sono comunque disoccupati a seguito di cessazione di contratti a tempo determinato, e questo già purtroppo è una primo, esatto, ed è infatti anche su questo la CGIL si è, anche possiamo dire con le altre organizzazioni sindacali, si è mossa rispetto a questa carenza normativa nel non contemplare questa tipologia di lavoratori. I lavoratori che si trovano nella condizione di disoccupati devono comunque aver goduto dell'intero trattamento di disoccupazione e devono trovarsi nella condizione di essere da almeno 3 mesi privi di ammortizzatori sociali. La documentazione che deve essere prodotta, perché anche qui poi con la documentazione si apre un altro capitolo molto per noi insomma complesso, e poi vi spiego anche perché, in particolar modo nei lavori particolarmente gravosi. Il lavoratore comunque disoccupato cosa deve produrre? Deve produrre la lettera di licenziamento di fatto. Quella lettera che lo ha portato nella condizione di trovarsi nella condizione appunto di essere disoccupato. Perciò, fino a qua vabbè. E lì è molto semplice. Diciamo che tra le varie tipologie il disoccupato è quello che ha la documentazione meno complessa da produrre, ecco, perché è sufficiente appunto allegare alla domanda telematica la lettera di licenziamento oppure l'accordo della risoluzione consensuale. La complessità invece nell'allegazione della documentazione si verifica per i lavori gravosi. Perché? Perché l'INPS nell'avviare la procedura informatica, cosa che tra l'altro insomma l'ha fatta anche velocemente, nel senso che è entrata in vigore la norma la sera del 18, mi sembra, del 17, e poi insomma il giorno successivo erano praticamente già operativi. La sera del 16, delle 16-17. Esatto, erano di fatto già operativi.
Un attimo solo che leggo anche il messaggio. Complimenti per la trasmissione, per lo SPI che ci mette sempre la faccia raccontando bene a noi cittadini come vanno le cose, ma ricordate anche che per avere diritti bisogna anche battersi e non cedere mai. Luigi da Rovigo. È un incita in mente. Prego. Stavo dicendo sulla documentazione da allegare per i lavori gravosi. La procedura prevede che debba essere allegato una dichiarazione che deve essere compilata dal datore di lavoro. Noi dobbiamo, di fatto, quando abbiamo un lavoratore che chiede di poter inoltrare l'istanza, appunto, quindi andare subito dal datore di lavoro? Deve andare su. Il problema sta nel fatto che i datori di lavoro non sempre sono così veloci nel compilare questa documentazione e noi la domanda non la possiamo trasmettere se non allegando questa dichiarazione del datore di lavoro, appunto, che certifica la gravosità dell'attività lavorativa. Se ci sono gestioni separate dell'INPS, se ci sono varie situazioni, queste cosa devono fare i lavoratori? I lavoratori possono rientrare, bisogna capire su che tipologia. È ovvio che se si parla di lavori gravosi stiamo parlando solo di lavoro subordinato, perciò la gestione separata di per sé è esclusa. Però se si tratta di invalidi civili piuttosto che persone che hanno un familiare disabile e convivente, lo possono fare anche chi non ha quella condizione di lavoro subordinato, sia un lavoratore in gestione separata, un libero professionista, piuttosto che, voglio dire, anche un lavoratore autonomo, se nella condizione di invalido civile piuttosto che convivente con una persona con handicap. Chi è che accerta che la persona con handicap sia stata assistita da quel familiare? La cosa, diciamo, nuova di questo, introdotta con queste due nuove modalità, l'APE sociali precoci, è che non viene più richiesta la dimostrazione della effettiva accudimento della persona disabile, ma è richiesta dalla normativa semplicemente la convivenza. E poi c'è un'autocertificazione che fa la persona di dire: io autocertifico che assisto il familiare, perché stiamo parlando di un familiare, esatto. Sì. Però non c'è, come lo era previsto nel passato, la dimostrazione attraverso, che ne so, i congedi parentali, piuttosto che l'effettiva, diciamo, beneficio di permessi dettati da quella tipologia di condizione. Quindi è nuova come modalità, ecco, anche per noi. La sola convivenza. È importante capire perché stiamo parlando di conviventi, però devono essere familiari di primo grado. Ah, familiari di primo grado, quindi perfetto. Quindi rientrano, spieghiamolo ulteriormente, chi sarebbe il familiare? In sostanza sono il coniuge piuttosto che il genitore oppure il figlio. La zia non c'entra niente. No, non siamo a secondo grado in quel caso. Esatto, quindi questa ma può esserci anche questo. Tutti questi requisiti naturalmente all'invalidate, quindi eventualmente, perché poi se uno può guardare anche sul web, però è sempre tutto complicato, eccetera. Quindi vengono dati. Qual è l'altro elemento importante conoscere? Beh, diciamo che è importante conoscere che innanzitutto per quanto riguarda l'APE sociale, come dicevo prima, è un'indennità che viene riconosciuta alle persone che ne hanno diritto rispetto appunto a quelle condizioni che dicevamo prima, ed è un'indennità che viene erogata fino al compimento della pensione di vecchiaia, all'età pensionabile per la vecchiaia, ed è come un accompagnamento alla vecchiaia in sostanza. L'importo dell'indennità è quantificato sulla base dell'anzianità contributiva che ha il singolo lavoratore e della pensione che andrebbe a percepire. Esattamente, perciò quello è il valore di calcolo, e però introducono un massimale, nel senso che dicono non può superare i 1.500 euro lordi mensili. Cioè, io faccio l'esempio, 3.000 euro uno potrebbe percepire tipo 3.500 euro lordi di pensione, viene decurtata una parte, viene erogato solo 1.500 euro. Solo 1.500 euro lordi, anche se magari aveva uno stipendio molto più, una busta paga molto più alta, certo, eccetera. Perché essendo una forma di un'indennità che accompagna la pensione di vecchiaia, poi quando si raggiungono i limiti allora lì poi hai 3.000 euro, quello che è il calcolo, diciamo, previsto.
quelli che noi, nei numeri che Daniele prima ha dato rispetto all'Ape sociale, le assicuro che saranno pochissime quelle persone che supereranno i 1.500 euro, perché stiamo parlando di persone che hanno purtroppo avuto una vita lavorativa non discontinua, si trovano ad avere molte donne anche che hanno magari dovuto abbandonare il posto di lavoro per accudire familiari, penso appunto anche l'introduzione di questa, diciamo, condizione della semplice convivenza con il soggetto disabile in qualche modo vuole andare incontro anche a quelle figure di ex lavoratrici che hanno fatto una scelta magari per accudire il lavoro di cura, esatto, il genitore anziano, piuttosto che magari appunto un altro parente di primo grado, appunto. E le assicuro che il limite appunto dei 1.500 euro difficilmente viene, tant'è che chi eventualmente dovesse trovarsi nella condizione di dover rimetterci economicamente magari ci pensa, ecco. No, è vero, però sto pensando a tante persone che si conoscono, che poi tanti ci scrivono, ma sappiamo benissimo che sono rimaste disoccupate, veramente ce ne sono tantissime, con quasi raggiunti i limiti di età pensionabile, sono tanti, hanno difficoltà a rimettersi nel mercato, è una sofferenza continua, eccetera. Questi magari dici piuttosto che niente, perché meglio questo. È il discorso che facevo prima, no? Perché qui siamo di fronte a persone che hanno perso il lavoro, che non hanno più, non possono riciclarsi nel mercato del lavoro, quindi la scelta che devono fare è tra il nulla o prestazioni, diciamo, di un precariato estremo, o una certezza perché iniziano a prendere qualcosa, poi quando matureranno il diritto alla pensione avranno la loro pensione senza il gravame degli interessi di quel meccanismo infernale che avevamo detto prima, che li avrebbe colpiti nel caso in cui dell'anticipo, diciamo, bancario con il mutuo bancario. Domanda, reversibilità, può essere fatta la domanda qualora nel frattempo una persona venisse a mancare il coniuge? Nel caso che venisse a mancare il coniuge, siccome appunto stiamo parlando di persone che hanno, lavoratrici e lavoratori che hanno già raggiunto diciamo, un'anzianità contributiva minima tale da avere diritto a una pensione di reversibilità, non è reversibile di per sé l'APE sociale, ma è reversibile la pensione che uno dopo va a percepire. Esatto. Grazie alla CGIL che si muovono, a me più del governo mi preoccupa l'immobilismo della gente, dovevamo rivoltarci perché i nostri padri si sono già rivoltati nella tomba, loro ci hanno dato i diritti che oggi ci tolgono. E vabbè, quindi questo è un dato di fatto. Esatto. E altra cosa che c'è da sapere rispetto ai precoci è che il calcolo della pensione che viene riconosciuta anticipata per i lavoratori precoci è un calcolo che non subisce nessuna decurtazione, nessun vincolo, nessun limite, semplicemente una pensione calcolata su 41 anni di contributi versati ed vale con le stesse identiche regole delle altre pensioni, non ha nessuna, diciamo, tipologia di decurtazione, ecco. Precoci. I precoci, sì. Assolutamente. Prego, devi aggiungere qualcosa? Sì, no, questa distinzione è importante perché i precoci sono quei lavoratori che avevano almeno 12 mesi di lavoro prima dei 19 anni. Ma perché questa cosa qua, prima dei 19, quando io penso alla scuola superiore, ma anche all'istituto tecnico, facciamo l'esempio, sono sempre 5 anni, quindi li finisci a 19 anni. Teniamo presente degli anni a cui fa riferimento, perché 41 anni vuol dire che stiamo parlando di 41 anni fa. Stiamo parlando di persone che sono nate più o meno verso il fine degli anni 50, primi anni 60. E che hanno, dopo la scuola dell'obbligo, per la scuola media, hanno avviato subito il lavoro, avviati al lavoro dopo i 14-15 anni. Che è una delle richieste storiche che il sindacato ha fatto, ho capito, va bene. perché qui stiamo parlando di lavoratori che hanno iniziato a lavorare e che si trovavano in una condizione che la legge solo, non vorrei dire usare parole forti, ma solo una docente universitaria che prende una pensione di 20.000 euro può pensare, qui stiamo parlando di persone che rischiano di fare 50 anni di contributi. No, per carità, chiarissimo, chiarissimo. Capito? Cioè, perché se io ho cominciato a lavorare a 16 anni e tu mi poni il limite 43 anni,
facciamo un po' il conto di quant'è 44, 67 certo. anni per la vecchiaia. Qui siamo persone che lavorano 50 anni, cioè uno cosa deve fare? Spaventoso, assolutamente. Cioè, la richiesta di 41 anni è una delle richieste storiche che il sindacato ha fatto. Qui si dà una risposta. E che si spera possa essere anche esaustiva, poi magari si vedrà in corso d'opera. Pubblicità rapidissimi, poi torniamo insieme.